Buon Natale a tutti. Allora diventare cambiati, dovete 5 minuti di saltare a quelli che scominciare. Poi una telefonata di chiesa, una data manifestazione, chiesa che sta ancora mangiando. Io vabbè, abbiamo scominciato, non avete usato. Intanto i debatti dell'agrupazione dei volontariati cantori musici della Ghi, ringrazio il municipio della Ghi e specialmente l'assessorata alla cultura e alle politiche linguistiche che ci ha dato questa opportunità di fare spettacolo per la valorizzazione della lingua. La nostra lingua è una cosa importante, avevo una palema, ci sono cose scritte che da scritte. Intanto volevo creare anche da un del palco l'assessore Romina Caula della cultura. E stanno anche sono quello che per dire cose. Grazie, io porto anche i saluti del sindaco che al momento è impegnato in altre faccende istituzionali. Con molto piacere partecipo a questo incontro, anche perché è una manifestazione che il Comune di Alghero ha voluto con tutte le proprie forze, come assessorato alla cultura, in particolar modo come assessorato alle politiche linguistiche. È bello offrire come cornice il Teatro di Alghero per una rappresentazione, per un evento importante che racchiude in sé la valorizzazione del territorio, in particolar modo della propria lingua, attraverso i suoi registri culturali. Oggi avremo il piacere di sentire la musica, in particolar modo la musica popolare. Questa rassegna comprende anche la cinematografia, il teatro, i recital, la prosa, quindi tutti i registri della cultura vengono ospitati all'interno della Banda del Ponente per la valorizzazione della lingua. La lingua è un patrimonio che noi abbiamo, è un aspetto che è importante non soltanto per la comunicazione fra noi, ma per la comunicazione anche con l'esterno, perché la lingua ci rende, è una peculiarità che ci rende speciali all'interno della nostra isola, all'interno del nostro paese, e deve essere coltivata, ed è per questo che l'amministrazione non solo ha promosso un progetto, ma ha voluto anche che questo progetto, laddove possibile e diciamo in conciliazione anche con gli altri eventi del Capodanno, venga ospitata nel luogo diciamo eletto alla cultura, in questo piccolo gioiello che è il Teatro Civico. Io auguro a tutti una buona serata e sarò felice di partecipare a tutta la serata con voi. Grazie. Grazie Assessore. Sì, posso parlare. E tanti lo scommensi perché mentre parla fuori entrare o a volta per soltanto avanza con il tozzino io. E come il man anche andiamo avanti e sono usato ogni altra 2 o 3, voglio dire, la taldare è importante, perché un titolo che abbiamo usato come agrupazione, chi non apprezza la sua lingua non vuole al suo paese. Come ha detto l'assessore, la valorizzazione della lingua, ecco, a voi è importante, tendiamo a prendere la nostra regina, e tendiamo a prendere tutte queste cose. A voi lo repertorio praticamente fa parte della Rinascenza, praticamente della fine del 1800, la scoperta del 1900, fino a di voi. E faccio una partita introduzione per comprendere come la cosa. Allora, la canzone sempre rappresentata per cara popolo una delle espressioni della propria identità che si caratterizza soprattutto a lingua. Per ciò, quando parliamo della canzone, realizzano riferimenti soprattutto al testo letterari, per il quale gli autori hanno utilizzato la propria lingua, sia per testo religioso, sia per testo popolare. A partire dalla fine del 1800 cresce la produzione letteraria algherese che tanto aspetta lo cammino della canzone e come al cammino della poesia, así con testimoniano anche le pubblicazioni di Eduardo Toda. Un impulso importante alla produzione della nostra canzone si registra anche ai principi del Novecento, ma la relazione tra catalani e algheresi. Entra questi nos raccontare Giuseppe Frank, Antonio Adami, Giovan Pais, Ramon Cavaglietti, Antonio Sciuffo, Ramon Cavaglietti è un nome che sapeva da te. Carmen Doria.
Mentre la Renaissance della Catalogna vi un momentus ligats aos avveniments storici sono alternativamente de intesa relazione e de obliti total. L'interesse del Zagarisus per la canzone fetta a partire dal principio dello senso non registra mai interruzioni també nei momentus més crítics si rappresenterà la poesia, la flama viva della resistenza linguistica alla lì. L'impulso più importante si registra agli anni 50, quando dopo della seconda guerra mondiale, la lì, ferita brutalmente dai bombardamenti del maggio del 1943, comincia a rinascere a una grande determinazione. La società tagarisa si rianima, grazie a ritrovare la democrazia. Le croniche di quegli anni parlano di una città allegre e solidaria, un'autonomia e degli elementi che caratterizzano la relazione umana e sociale della comunità tagarisa. Ora, Mussolini comincia a cantare, io quando andiamo avanti, dico sempre che cosa da motivare la canzone. Il programma, infatti, come dite, la prima parte della Rinascenza, le prime canzoni sono le canzoni popolari catalanas proprio, che usano lasciate i catalani, le prime proprio e che le man mano che andiamo avanti, cantita per le altre. La prima è Lin Agaris. Lin Agaris, che la musica originale è di John Pais, però si sbaldura successivamente agli anni 50, ma il titolo dei messaggi alla Ghie, gli ha posato una nuova musica Arthur Rimbaud Close. Da che c'è scritto di ringraziare, che non sono sempre che lui fatto, ma di ringraziare tanta gente, nella canzone di Ciro Fada che mi ha dato una mappa era secca e Don Antonio Nugues. Ecco, si partita la prima, la seconda sempre